L'argomento è l'argomento principe di questi giorni, che è la siccità che sta colpendo il territorio, che è diversa dalla carenza idrica del fiume. Già stamattina, il Po a Ponte Lagoscuro aveva una portata di poco sopra i 150 metri cubi. Se per i prossimi 10 giorni non ci sarà pioggia, saranno problemi per tutta l'asta del Po, ma anche per il delta. Il nostro problema oggi è che non riusciamo a dare acqua salata perché c'è la risalita del cuneo salino. L'avete letto, l'avete viste queste immagini alla TV. Il cuneo salino non è un'invenzione di oggi, il cuneo salino che lo conosciamo sono 50-60 anni. Negli anni 50-60 lo trovavamo a 2-3 km dalla foce, poi negli anni 70-80 è risalito fino a 10 km e purtroppo negli anni 2000, proprio 10 giorni fa, ha superato i 34 km dalla foce, arrivando fin ben oltre il taglio di Po. È evidente che è impossibile derivare acqua dolce sia per fini agricoli che per fini idropotabili, come diceva il Presidente. L'argomento si studiava all'università ancora tanti anni fa, quindi non è una cosa nuova. Ma perché il cuneo salino? Il cuneo salino è causato dalle magre del fiume Po, come stiamo vedendo in questi giorni, e la causa principe sono i cambiamenti climatici. Non piove, non nevica, è evidente che la portata del fiume non può essere sostenuta. Poi c'è un'altra cosa, il notevole aumento della portata a monte, cioè a monte c'è il lupo e l'agnello, se vi ricordate la favoletta, che a monte si prende l'acqua finché ce n'è e poi a valle ne resta sempre meno. Oggi l'agricoltura è un'agricoltura che produce ed è redditizia se c'è acqua, quindi negli ultimi anni con meno pioggia è stato necessario un po' per tutti aumentare la portata derivata. Poi c'è un altro problema, che è il minore rilascio di acqua dai laghi e dagli invasi idroelettrici montani. Queste erano le cause di carattere generale, ma poi anche localmente abbiamo dei motivi per cui c'è questo cuneo salino. È la subsidenza, il territorio, come sapete, si è abbassato di 3 metri e passa, quindi se il territorio si abbassa il letto del fiume e quindi il mare più velocemente riesce a risalire. L'eustatismo marino, il mare sta salendo, quindi se l'acqua del mare sale è evidente che ha più forza per rientrare. Poi abbiamo avuto le opere di adeguamento delle foci dei fiumi. È pur vero che sono stati fatti degli interventi di raddrizzamento delle curve, delle anse, per velocizzare l'acqua che corra verso mare in caso di tanta acqua, ma attraverso la stessa autostrada è più veloce l'acqua di risalita del fiume. Gli effetti li abbiamo tutti i giorni, li vediamo sulla stampa, li vediamo alla TV e basta parlare con chi soffre il problema. L'interruzione delle derivazioni irrigue, se il sale lo troviamo qua, vuol dire che tutte queste derivazioni d'acqua non possono essere attivate, quindi non preleviamo acqua dolce né per l'agricoltura né per gli approvvigionamenti acquedottistici, tant'è che la centrale di Ponte Molo sta desalinizzando l'acqua salata del fiume per renderla potabile. Un altro problema è la salinizzazione delle falde, cioè non è impermeabile il fiume, quindi quando il fiume è pieno di acqua salata, l'acqua filtra attraverso gli argini e misuriamo 15 grammi litro di sale dentro i fossi che ci sono vicino agli argini. È un ottimo diserbante. Se buttate acqua di questo tipo sul giardino vedrete che diventa giallo in pochi minuti. Poi c'è l'inaridimento delle zone litoranee. Quando alimentiamo l'acqua della falda con acqua salata è evidente che la falda diventa salata e non è che poi la tiriamo via, resta lì per anni e anni e ci vogliono anni di acqua dolce prima di superare il problema. E questi sono gli effetti che vedremo anche stamattina. Per una fascia di 50-100 metri dall'argine non nasce più nulla, e non è che con la pioggia poi la cosa migliori.
con la pioggia ci vogliono anni di pioggia per piano alla volta miscelare l'acqua salata. È un'emergenza ambientale, anche perché non è un problema solamente di agricoltura, non è un problema solamente di acqua potabile, ma se non alimentiamo di acqua dolce quelli che sono tutti i nostri corsi d'acqua, diventa un problema ambientale, diventa un problema ecologico, diventa un problema paesaggistico, perché se non riusciamo a dare acqua, sì, belli questi, ma da un punto di vista paesaggistico e da un punto di vista turistico si perde tutto il sistema. C'è un altro problema a cui pochi pensano: se la situazione dei canali è questa, poi i depuratori che scaricano non possono più scaricare, perché in base alla norma, perché i depuratori possano scaricare nella rete di scolo demaniale ci deve essere una certa altezza d'acqua e una certa portata, altrimenti c'è un problema. Quindi vediamo quanti problemi ci sono, non è solamente un problema dell'agricoltura e dell'ambiente. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo dormito fino adesso, come dice qualcuno? Assolutamente no. Assolutamente no. Abbiamo cercato di attivare 3 azioni: le azioni condivise, la resilienza e la resistenza. Azioni condivise: abbiamo partecipato a tavoli istituzionali con le autorità di bacino, con tutta una serie di enti, per avere un aumento dei rilasci d'acqua da monte nei momenti di crisi, un aumento di rilasci d'acqua dai laghi. Abbiamo sentito parlare dalla stampa anche in questi giorni autorità di bacino, e abbiamo chiesto una riduzione dei prelievi da monte nei momenti di crisi. Nei momenti di crisi cerchiamo di darci una mano, cosa che è stata molto difficile e ha dato risultati abbastanza limitati. E poi finché a monte fanno un'irrigazione di questo tipo, sto parlando del Piemonte e della Lombardia, è evidente che modalità irrigue di questo tipo non agevolano quello che fino adesso abbiamo detto. Tutto quanto per far cosa? Per garantire a Ponte Lago Scuro una portata non inferiore a 450 m3 al secondo, perché con questa portata il sale comincia a risalire non poco e interrompe le varie derivazioni man mano. Cos'è che abbiamo fatto? Quindi siamo passati alla resilienza. Se parlarci non è servito poco, la resilienza, cioè un adattamento. Abbiamo realizzato dei bacini di accumulo in aree fluviali, stiamo finendo i lavori, abbiamo l'appalto la settimana prossima per concludere i lavori della bacinizzazione di Essa di Volta Vaccari, 1 milione di metri cubi a disposizione di questo territorio. Ma non solo, abbiamo realizzato dei bacini di accumulo in aree umide e residuali, le vedremo stamattina all'Oasi di Camello. Abbiamo creato un invaso di 400.000 metri cubi attraverso il quale diamo da bere alle risaie. Sotto la sacca non c'era acqua dolce, attraverso questo sistema riusciamo a far produrre le risaie. Cos'è che abbiamo fatto? Non è stato un intervento ambientale, abbiamo creato dei sentieri mascherati, abbiamo creato dei cappani di osservazione, dei lettori di osservazione, tutto un sistema che ha garantito sia l'ambiente che il prelievo di acqua dolce. Abbiamo utilizzato poi, come vedete stamattina, anche le acque di bonifica. Abbiamo riempito all'inverosimile tutta la rete di scolo, prendendoci, come diceva il Presidente, delle grosse responsabilità, perché in caso di pioggia con i canali pieni potrebbe succedere qualcosa, ma di necessità e virtù stiamo molto attenti e utilizziamo le acque di bonifica per immetterle nelle condotte irrigue, con delle spese di gasolio, pompe e motopompe non trascurabili. Abbiamo fatto degli impianti irrigui che deriviamo acqua dai canali di scolo e per immetterla nel territorio. Quindi abbiamo visto la possibilità di parlarci, pochi risultati. La resilienza ci ha permesso ad oggi di dare acqua a tutto il territorio e di salvare il salvabile. Certo, ci sono dei danni, li vedrete i danni stamattina, non siamo riusciti a prendere dappertutto. Quindi per prendere dappertutto qual è la soluzione? Certo, se andiamo al bar sentiamo tutta una serie di ragionamenti che schizzano proprio cose che sono impensabili, irrealizzabili e inverosimili. C'è una soluzione secondo noi,
ce ne sono anche altri, aumentare per esempio il numero di invasi aziendali, invasi interaziendali, aumentare le sezioni dei canali per avere più acqua invasata, ma la soluzione principale sono le barriere antisale. Certo, ne abbiamo già realizzate 2 di barriere antisale, quella che andremo a vedere stamattina sul Po di Tolle e un'altra sul Po di Gnocca, che sono fatte in questo modo, sono dei pali in alveo, con queste strutture immerse in acqua che funzionano in maniera semplice. Sono dei flaps che lasciano passare l'acqua dolce quando arriva da monte, quando arriva l'acqua salata si chiude. Il sistema funziona fin tanto che c'è una portata da monte del fiume che riesce a spingere l'acqua salata perché l'acqua salata comunque passa attraverso la superficie, perché è stato necessario lasciare il transito per le barche e per il transito dei pesci. Quindi sotto i 400 metri cubi al secondo non funzionano più. Perché 400 metri cubi al secondo? Perché negli anni 80, quando erano state progettate, 400 metri cubi al secondo era una portata che si diceva il Po non avrebbe mai raggiunto. Stamattina siamo a 150, la settimana scorsa eravamo a 150 e così via. Quindi ecco, questi sono gli effetti, ma è carina quando uno mi dice ma come si fa a vedere il cuneo salino? Ecco, in fondo c'è il mare e a monte c'è il monte. Da qui vediamo che l'acqua del mare sta risalendo. Ecco, quando uno dice come si fa a vedere il cuneo salino? Eccolo qua il cuneo salino. A valle c'è il mare, di qua c'è il monte e vediamo che l'acqua sta risalendo verso monte e risale per 34 km. E poi c'è un altro modo di vederlo: buttiamo un bastone nel fiume. Normalmente in un fiume butti un bastone, dovrebbe andare verso valle, no, qui l'acqua, il bastone se ne torna verso monte ed è evidente che c'è un problema e come ogni problema c'è sempre una soluzione. L'idea è quella di realizzare una unica innovativa barriera antisale alla foce del Po di Pila. È il ramo principale del Po, porta via oltre il 50% della portata. La logica, per chi ha il giardino e innaffia il giardino con la gomma, è quella di fare dei buchi sulla gomma che innaffia il giardino, aprire l'acqua, metterci il pollice davanti. Cosa succede? Succede che aumentano gli zampilli sui lati. La logica è esattamente questa. Quindi mettendo un tappo qua, facendo un rigurgito di 80 cm, perché 80 cm? Perché se facessimo un rigurgito superiore agli 80 cm andremo ad interessare la vegetazione riparia, andremo ad interessare tutta una serie di problemi che da un punto di vista ambientale non possono essere affrontati e risolti. Abbiamo presentato l'idea all'Accademia dei Lincei ancora parecchi anni fa e i risultati del modello matematico sono lusinghieri, mettendo quella struttura che è una specie di mose che si alza quando c'è la risalita del cuneo salino. Questo mose si alza, trattiene l'acqua di monte, questa fa rigurgito, gira. Questa simula cosa? Simula come se ci fosse a Ponte Lagoscuro 3 volte la portata che c'è in quel momento. Cioè la reazione di questa struttura intanto impedisce all'acqua salata di risalire sul ramo principale del Po e mi crea un rigurgito che mi ricaccia l'acqua sugli altri rami. Nella cartellina questa cosa l'abbiamo studiata e proposta all'autorità di bacino. Dentro la cartellina c'è la lettera dell'autorità di bacino che scrive al Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero per l'Ambiente e la Regione del Veneto, con la quale propone ai ministeri di far cosa? Di finanziare il progetto, che non lo deve fare il consorzio il progetto, lo può fare l'autorità di bacino, lo può fare il Ministero, lo può fare il Genio Civile, lo può fare AIPO, lo può fare chi vuole il progetto, però è necessario, se ci sono delle idee, che questo progetto venga approvato, altrimenti l'anno prossimo con lo stesso problema ci troveremo ancora qua a dire il sale, sì, ma in tutto questo tempo non abbiamo mai pensato a soluzioni alternative. Certo, potremmo fare ulteriori invasi, potremmo fare anche altre cose, ma la soluzione del problema secondo me è solamente questa.
siamo andati nei dettagli, poi c'erano altre idee progettuali su altri rami del fiume. Sono stato velocissimo come promesso, Presidente. Sì, va bene. Quindi, così. l'idea e la proposta che ha fatto il Presidente è quella di capire se si riesce a fare squadra e in qualche maniera sollecitare chi deve finanziare queste opere, e in questo momento è il momento principale, di finanziare almeno il progetto, almeno da dire abbiamo un progetto che può darci una soluzione. Se non riusciamo a farlo, l'anno prossimo, la prossima crisi idrica, ci troveremo ancora qua a piangerci addosso, a dire non abbiamo fatto niente e ci piangeremo ancora addosso lamentando i danni che sono stati causati dal cuneo salino. E ripeto, non è un problema solo agricolo, non è un problema solamente di idropotabile, ma è un problema di carattere ambientale. Qui c'è il turismo, area MAB, SIC, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, abbiamo un parco, quindi sta a noi capire in che direzione dobbiamo andare. Chiedo scusa se vi ho rubato 10 minuti, ma era importante, se andiamo a vedere questi siti, capire di cosa si tratta.